Le canzoni di Valentina Nassano hanno chiuso la 34esima edizione dell'Expo di Calvari. Migliaia i visitatori in soli 4 giorni di apertura, le stime parlano di 6.500 presenze complessive, per una manifestazione che ha faticato a decollare e che già guarda al 2019. Tutto questo ci ha aiutato a credere in noi stessi e andare avanti in tutte quelle peculiarità e tradizioni che ha questo Expo. E io penso che sia veramente una buona base su cui partire. Comunicazione, internet, viabilità, il futuro dell'entroterra sono alcuni dei problemi che dovranno essere affrontati nella prossima edizione. Ci sono tantissime peculiarità che bisogna assolutamente aumentare, valorizzare e andare a ricreare tutte quelle tradizioni in modo tale che possano dare sviluppo, quindi dalle tradizioni creare lo sviluppo, andare a essere vicini alle persone, puntare sui giovani, puntare sulla crescita e ridare effettivamente un po' di speranza a questa vallata, ma ci riusciremo. Miglior stand premiato l'antico forno da Carlo di Montebruno, miglior cucina quella della Proloco di San Colombano Certenoli. Ieri mattina si è poi svolta la marcia non competitiva Anello di Coreglia. Al primo posto Carlo Rosiello dei maratoneti genovesi, per le donne Valeria Parodi del Berg Team. Mario Anselmi ha vinto il concorso di pittura Aspetti e colori della Fontana Buona. In serata dunque il concerto di Valentina Nassano, talento del territorio, che di recente ha superato la selezione interregionale di Area Sanremo ed è in corsa per partecipare al festival. Il talento è una componente importante, ma anche forse la tenacia. Io dico sempre talento, tenacia, impegno, coraggio e tantissima umiltà, perché è quella che a lungo andare secondo me ripaga. Non bisogna mai scoraggiarsi. Esatto, sempre forza e coraggio.